Prendo atto che il ricorso da me presentato al TAR Lazio contro la revoca da parte della Commissione centrale delle speciali misure di protezione adottate nei miei confronti e della mia famiglia è stato rigettato. Ad affermarlo è il vivonese Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia ed imprenditore, che ha avuto il coraggio di denunciare e far arrestare i suoi estortori. Continuerò a testimoniare gli ideali di giustizia e proseguirò il mio impegno contro le mafie ed a sostegno dei testimoni di giustizia, ha proseguito Cutrò, nonostante lo Stato oggi abbia voltato le spalle a me ed alla mia famiglia. Le ragioni della mancata proroga delle speciali misure di protezione non stanno nel venir meno del pericolo di vita, né tantomeno per le mie proteste. Io, continua Cutrò, sono ritenuto colpevole di aver dato voce a chi, con coraggio civile, aveva affidato la propria vita allo Stato ed in cambio aveva ricevuto solo sofferenza e isolamento. Alquanto ridicola poi l'affermazione, aggiunge il testimone di giustizia, che la famiglia Cutrò non è esposta ad alcun pericolo di vita. Forse una passeggiata per Bivona aiuterebbe la Commissione centrale a schiarirsi meglio le idee. Sulla mia persona e sulla mia famiglia viene riversato aspro rancore per non essere scesa a più miti consigli da parte di chi nelle istituzioni mi chiedeva di farmi da parte o, nella migliore delle ipotesi, di farmi i fatti miei. Io, conclude Cutrò, ho fatto tutto il possibile, non ho ceduto alle estorsioni, ho testimoniato nei processi, sono stato promotore con la mia associazione di ben 3 leggi sui testimoni di giustizia e di altrettante inchieste sui testimoni da parte della Commissione parlamentare antimafia. Grazie alle tante battaglie intraprese che oggi Cutrò è un dipendente della regione siciliana, assunto tramite una legge speciale insieme ad altri testimoni di giustizia dal governo Crocetta ed utilizzato negli uffici romani della regione siciliana ed in attesa probabilmente di una diversa e funzionale collocazione lavorativa. Oggi alzo le mani non in segno di resa, ma per chiedere a ciascuno di voi di gridare la vostra indignazione, dice sempre Cutrò.